Un vero successo oltre ogni previsione. Sabato 5 e domenica 6 novembre il service Benessere e Salute organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professore Pira, presso il centro commerciale Città dei Templi a Villa Seta di Agrigento. 250 le persone che sono state trattate nello spazio benessere, molti bambini che hanno partecipato a laboratori creativi ed espressivi per liberare la fantasia ed esprimersi gioiosamente con le attività a loro dedicate, ricche di significato e di contenuto. Ampiamente soddisfatti, lo siamo, ha commentato a margine dell'evento il presidente del club Francesco Pira. Questo service sul benessere parte dall'idea che abbiamo cambiato il nostro modo di vivere lo spazio e di vivere il nostro tempo e quindi dobbiamo cercare di recuperare tutto quello che in termini di benessere ci può servire per essere diversi. Per quanto riguarda noi Lions, il Lions Club Valle dei Templi ha voluto fare questo service perché crede in un apporto che può dare alla comunità, mettere a disposizione professionisti che ci possono spiegare come possiamo gestire meglio il nostro corpo e come vivere meglio la nostra vita. Ed è questo il motivo per cui abbiamo voluto oggi essere qui al centro commerciale Città dei Templi, che ringraziamo insieme alla sua direttrice, dottoressa Elisa La Rocca, per questo spazio che ci ha dato. Abbiamo organizzato con il Lions Club Valle dei Templi per il secondo anno salute e benessere. Devo ringraziare tantissimo il nostro presidente Francesco Pira perché l'ha voluto in maniera determinante e diciamo, l'idea nasce sempre dal sentirsi bene solamente, diciamo, senza pregiudicare niente, senza farmaci, solo con le medicine alternative. Quindi abbiamo dato spazio alle sedute di osteopatia con il sottoscritto Gaetano Riotta, poi abbiamo diversi operatori shiatsu e diversi operatori diciamo, di altri settori, sempre delle medicine alternative. Abbiamo iniziato stamattina e sabato pomeriggio già abbiamo fatto una bellezza di 20 persone, quindi già si vede che le persone hanno proprio sete di benessere, quindi speriamo che già alla fine di questi 2 giorni di benessere ne faremo sicuramente un centinaio.